È nei momenti di difficoltà che una squadra tira fuori gli artigli e oggi il Volano sarà pronto a fare questo, riscattare 2 sconfitte consecutive. Amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli, siamo in rigorosa diretta dall'arena bianco-rossa di Volano, la casa del Volano Volley, 15ª giornata del campionato di Serie B1 Girone B, che vede a confronto la Cercasi Volano Volley affrontare l'Eurogroup Altafrate Padova. Prima di cominciare è doveroso fare, come di consueto, dei ringraziamenti, in primis alla società del Volano Volley che ci ha fornito questo straordinario canale che permette alle persone che non sono presenti alla palestra comunale di poter vedere le partite casalinghe, ma soprattutto anche le partite in trasferta. Un ringraziamento va anche al nostro responsabile streaming Alan Berloffa. Oggi è una partita delicata, come ho detto nel monologo di inizio partita. La Cercasi Volano Volley viene da 2 sconfitte consecutive. La prima ovviamente è stata nel girone d'andata contro Vicenza, dove la squadra di Luca Parlatini è uscita con un parziale di 3-0, mentre la sconfitta subita 7 giorni fa a Udine è stata molto più positiva, visto che le ragazze sono uscite con almeno un punto dal palazzetto. Forse un po' di recriminazione sul brutto gioco che non è stato proprio ottimo, ma però almeno un punto si è potuto portare a casa. Noi allora tra poco manderemo in onda i nostri sponsor, che ricordiamo che senza di loro non siamo nessuno. Naturalmente io commenterò le partite casalinghe, come ho detto, mentre le partite in trasferta saranno solo audio. Allora, se tra poco allora noi manderemo la pausa dei sponsor, appena la regia sarà pronta a mandarceli. Intanto comunichiamo che nell'elenco delle giocatrici manca Jessica De Val per infortunio alla spalla, non si sa ancora per quanto dovrà stare fuori, lo scopriremo nelle prossime settimane. Naturalmente gli occhi da puntare sulle avversarie saranno la numero 5 Martina Povolo, la numero 11 Vanessa Bortoli e la centrale numero 15 Sara Ceolin. Allora, come ho detto, 2 sconfitte consecutive per la Cercasi Volano Volley, che si affiderà al fattore casalingo per portare a casa la prima vittoria del girone di ritorno, oppure se continuerà il momento negativo per la squadra di Luca Parlatini. Lo scopriremo solo vivendo. Allora manca un solo minuto al fischio che l'arbitro eseguirà per tirare fuori, per far uscire le squadre dall'allenamento, mentre intanto le 2 squadre sono pronte a fare l'ultimo segmento di riscaldamento con i servizi. Allora, siamo pronti per gli sponsor, noi torniamo tra 3 minuti. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
Ancora diretta dall'arena biancorossa di Volano, proprio quando le squadre stanno per entrare in campo per il saluto al pubblico. Quindi, come di consueto, lascerei la parola al nostro speaker Paolo Scrinzi, che ci presenterà la partita di oggi. Quindicesima giornata campionato nazionale Serie B1 giovedì. Benvenuti nell'arena biancorossa, la casa del Volano Volley. Oggi l'incontro è tra la Cerca Sì Volano Volley e l'Eurogroup Alta Volley di Santa Gisina in Fratte, Padova. Abitano l'incontro di Marco, sono Roberto Danieli di San Bonifacio Verona. Secondo arbitro secondo Jacopo Dalleni di Altavilla Vicentina. Tra poco lo Stato Italia. Allora, le squadre sono andate a fare il saluto sotto rete. Vi ricordiamo che il Volano è reduce da 2 sconfitte consecutive, quindi oggi sarà chiamata in causa per terminare questa serie negativa. Al momento in classifica la Cerca Sì Volano Volley si trova al 4° posto con 30 punti in classifica, però quarto in classifica, però possiamo dire terza pari merito col Duetti Giorgione, ma però ha un miglior quoziente di 7 il Duetti Giorgione, per questo si trova in terza posizione. Però dalla prima in classifica Ofanengo ci sono solo 3 punti, una cosa impensabile all'inizio di questa stagione, perché la squadra vuole sì puntare ai playoff, ma non era detto che i punti di ritardo dalla testa della classifica fossero solo 3. Quindi vedremo se il Volano Volley riuscirà a schierare una buona squadra. Eurogroup Alta Fratte, in campo con numero 1 Cristina Gavin. Con numero 5 Martina Popolo. Con numero 9 Ilaria Fanelli. Con numero 11 Vanessa Bortoli. Con numero 12 Giorgia Berriotto. Con numero 13 Alessia Campagnaro. Allenatori Manuel Mattarello e Riccardo Fisconi. Questa era la formazione dell'Eurogroup Alta Frate Padova. Adesso la Cerca Sì Volano Volley, che secondo gli starting six dovrebbero ritornare con Elis Case e Sharon Bisoffi, e esordirà l'arena biancorossa Tatiana Ficcica come centrale. Numero 1 Camilla Zola. Numero 4 Erika Elis Case. Numero 6 Stefania Piccolato. Numero 7 Sharon Bisoffi. Numero 11 Tatiana Fusca. Il numero 18 Marta Squarvata. Il nostro contropiero Luca Pallatini, assieme a mister Mattina Padanini. E un saluto a tutto il pubblico che come sempre affonda l'arena biancorossa. Come di consueto, nessuna sorpresa da parte delle due squadre. Come detto, il Volano ha potuto tornare a contare su degli illustri che mancavano nelle ultime 4-5 partite, di cui Sharon Bisoffi in primis, poi è tornata Erika Liscase, che è mancata nelle ultime 4 partite a causa di una scavigliata, se ho capito bene.
E oggi esordirà Tatiana Fucca all'Arena Biancorossa, anche se il vero esordio è stato con il Volleyball Udine, in sostituzione, ricordiamo, di Jessica De Val, che sarà fuori gioco per le prossime settimane. Pronto al servizio Altafrate, servito verso Bisoffi, però la palla non viene toccata e va out. Il primo punto è per la Cercasi Volano Volley, che si porta in vantaggio. Camilla Giora pronta al servizio. Vediamo se la palleggiatrice, una delle più esperte di questa squadra, riesce a dare una buona prova in regia. Arriva il muro di Fucca che porta sul 2-0 la partita. E voglio dire solo una cosa velocemente. Speriamo che oggi sia una buona partita, perché potrebbero arrivare dei bei regali proprio per il sottoscritto, e a fine partita ve lo spiegherò. Primo punto anche per l'Eurogroup Altafrate, che si porta sull'1-2. Allora vi dico subito una notizia. Siccome i numeri di maglia sono abbastanza illeggibili, temo che non riuscirò a dirvi chi andrà al servizio per l'Altafrate, e anche purtroppo chi farà l'attacco, e su questo chiederò scusa in partenza a chi ci sta seguendo. Attenzione, Bisoffi l'attacco, e arriva il terzo punto per la Cercasi Volano Volley. 3-1 per le biancorosse. Sharon Bisoffi al servizio adesso per la Cercasi Volano Volley. Attenzione, Sharon che è appena rientrata. Vediamo il suo servizio. Palla alta, battuto molto bene. Attenzione a Fucca che deve difendere. Adesso pistolato per Giora. Elis Cades con il muro a smorzare il suo attacco. E l'attacco vincente di Martina Povolo che porta il secondo punto per la Altafrate Padova. Al servizio adesso si prepara Cristina Gavin. Cercherò nel miglior modo possibile di dirvi chi c'è in attacco, cercando di capire come sono fatti questi numeri, perché sono su numero nero su maglia nera, quindi vediamo. Sharon Bisoffi lascia passare la palla e si prende il quarto punto sull'errore al servizio di Cristina Gavin. Tatiana Fucca, ricordiamo che fino a fine gennaio era in forza alla squadra di Serie A2 del Sassuolo. Mamma mia, a momenti rischiava di fare un grandissimo ace. Fucca in difesa per Giora, pistolato. Buona anche la difesa di Campagnaro. Pallonetto di Gavin. Fucca in bugger per Elis Cases. Questo è un attacco abbastanza telefonato. Attenzione all'attacco bugger di Elis Cases. Giora pistolato in pallonetto. Buona ancora Gavin, la sua difesa. Arriva l'attacco dell'Altafrate della numero 5 Martina Povolo. Ricordiamo che è una delle giocatrici dell'Altafrate da tenere sott'occhio, mentre per la Cercasi Volano Volley direi di tenere d'occhio le rientranti Elis Cades Bisoffi e anche l'esordio casalingo di Tatiana Fucca. Battuto il servizio, pistolato Boga in bugger, pistolato però concede una free ball. Attenzione adesso l'attacco vincente di Alessia Campagnaro. 4 pari. E il pubblico dell'Arena Biancorossa prova a caricare il pubblico. Al servizio il capitano Martina Povolo. Servizio verso pistolato e arriva l'Ace. Ha provato a battezzarla fuori, ma la palla si spegne sul nastro. Vantaggio per l'Altafrate che adesso è sul 5-4. Ancora Martina Povolo, ricordiamo che è una delle giocatrici da tenere d'occhio, il capitano dell'Altafrate. Ancora pistolato Giora per Elis Cades. Ha provato con un pugno a salvarla il libero Allegra Tofanin, però la palla si spegne nel campo bianco-nero. 5 pari punteggio. Adesso al servizio si prepara Elis Cades. Attenzione, pistolato, ha provato a salvare ha provato a fare
la controdifesa di Scannavacca. Però 6-5 il punteggio adesso ancora per l'Alta Frate. Vanessa Bortoli, un'altra giocatrice da tenere d'occhio dell'Alta Frate. Sul PC non va. Pronto il servizio. Scannavacca in ricezione. Bogatek il capitano. Attenzione, deve concedere una free ball Gavin. Giora, ancora Bogatek. Buona la difesa di Campagnaro. Attenzione il pallonetto. No, scusate, non era Campagnara quella della difesa. Pistolato chiude il punto. 6 pari. Al servizio adesso va proprio l'autrice dell'ultimo punto, Stefania Pistolato. Pronta al servizio, Stefania Pistolato. Attenzione, battuto il servizio. Ricezione ottima dell'Alta Frate, il muro che rischiava di essere vincente. Gavin in attacco, Pistolato. Giora con un pugno deve mandarla nell'altro campo. Attenzione adesso l'attacco di Campagnaro, il muro purtroppo non è vincente per la Cercasi Volano Volley, perché la palla si spegne out. Adesso il punteggio è di 6-7 per l'Alta Frate. Giorgia Beriotto al servizio per la Alta Frate Padova. Battuto il servizio verso Stefania Pistolato. Camilla Giora per Sharon Bisoffi. Buona la difesa di Tofanin. Il pallonetto del capitano Povolo non ha successo. Pistolato. Buona la difesa di Povolo e l'attacco quasi vincente, però deve concedere una free ball adesso. Attenzione all'attacco vincente dell'Alta Frate che si porta sull'8-6. Più 2 adesso per l'Alta Frate che prende il massimo vantaggio preso in questo set. Più 2 per il Volano all'inizio partita. Adesso più 2 per l'Alta Frate. Attenzione ancora il servizio di Campagnaro. Attenzione, Giora in muro vincente. Sfortunata nella ricezione Scannavacca. Fortunata perché ha trovato le mani di Giora a evitare che l'attacco di Alta Frate risultasse vincente. 7-8 il punteggio. Servizio del capitano Bogatek, la ricezione di Tofanin e arriva il punto comunque del capitano Martina Bogatek. 8 pari. Siamo pronti a vedere cosa succede adesso ancora nel suo servizio. Ancora Tofanin in ricezione. L'attacco stavolta vincente di Ilaria Fanelli. 9-8 il punteggio. Torna in vantaggio l'Alta Frate. Rientra in campo Marta Scannavacca per il capitano Martina Bogatek. La solita rotazione centrale libero. Al servizio out. Veramente un brutto servizio da parte della, se non vado errato dovrebbe essere Alessia Campagnaro che ha sbattuto il servizio, però forse un 12, non vorrei sbagliare comunque. Battuto Giora. Attenzione adesso l'attacco di Gavin. Giora in bugger. Fiucca adesso. Elis Cases che deve ancora un po' entrare in partita. Scannavacca. Sharon Bisoffi. Murata. Arriva al 10° punto per l'Alta Frate. 10-9. E adesso Ilaria Fanelli si prepara al servizio per l'Eurogroup Alta Frate. Prime considerazioni, direi che Elis Cases ancora deve carburare un po' perché per il momento non ha ancora fatto punti e da un opposto i punti sono molto importanti. Attenzione, e arriva l'Ace. Arriva l'Ace perché Marta nel tentativo di togliersi dalla traiettoria comunque gli ha toccato il braccio e come l'ha confermato dal movimento. 11-9. Punto è di Vanessa Bortoli col suo ace. Ancora su Scannavacca. Giora adesso per Elis Cases e arriva il primo punto per Erika Elis Cases. Praticamente detto fatto. Non fa punto la Elis Cases, ti contraddisco subito. 10-11. Sharon Bisoffi al servizio. Sharon, attenzione al suo servizio.
battuto. E arriva l'Ace. E l'avevo detto, attenzione al suo servizio. Con una grande lentezza. 11 pari. Ancora Sharon Bisoffi. E il suo rientro è molto importante per la squadra adesso che siamo anche senza Emma Galvero. Secondo ace consecutivo, 12-11. Sharon Bisoffi che si prende il 12° punto, il secondo ace consecutivo. Time out adesso richiesto da coach Manuel Martarello per l'Alta Frate Padova. Intanto vi voglio ricordare che gli arbitri dell'incontro sono Roberto Danieli, primo arbitro della provincia di Verona, e secondo arbitro Jacopo D'Alegno della provincia di Vicenza. La Cercasi Volano Volley ha riscattato un inizio abbastanza a diesel, come si può dire. Comunque è arrivato a ribaltare un bel parziale portando un break di 3-0. 12-11. L'arbitro fischia la ripresa di gioco e quindi le squadre potranno rientrare in campo. Intanto vi dico che se qualcuno vuole fare un commento sulla partita, il canale YouTube è aperto, sempre che il nostro responsabile di streaming non abbia disattivato i commenti, ma credo che i commenti dovrebbero essere aperti. Infatti me l'ho appena confermato. Attenzione, adesso siamo già in gioco. Giora, Elis Cases, Fiucca. Però la palla è per le avversarie. Per portare accompagnata. 12 pari. Sembrava che la palla fosse giusta e poi Fiucca l'aveva messa nell'altro campo, però l'arbitro appena visto la palla andare giù ha confermato invece che c'è stata un'accompagnata. 12 pari quindi. Cristina Gavin al servizio per l'Alta Frate Padova. Battuto il servizio, Scannavacca in ricezione, Giora, Elis Cases, Murata, 13° punto per l'Alta Frate che torna in vantaggio. 13-12, ancora Cristina Gavin. Vediamo la sua sequenza al servizio che inizia adesso. Scannavacca in bagger, attenzione, Fiucca pistolato in bagger. Un colpo di reni è riuscito a metterla nell'altro campo. Purtroppo è la solita sfortuna del Volano che riesce purtroppo a toccare il soffitto. Attenzione adesso, time out per la Cercasi Volano Volley che dopo il break di 3-0 ha subito un break di 3-0 e Parlatini, coach delle biancorosse, è stato costretto a chiamare il time out. Intanto stavo cercando di capire cosa stavano di cosa stavano parlando i due arbitri. Speriamo che non sia una possibile cartellino rosso o una munizione nei confronti di una delle due squadre, però penso che l'avrebbero data immediatamente. Squadre nuovamente in campo. 14-12. Alta Frate Padova. Cristina Gavin al servizio per la Alta Frate. Pistolato in bagger. Giora in bagger per Elis Cases. Buona la difesa dell'Alta Frate. L'attacco del capitano Murata alla Fiucca. Questa non è portata! Arriva la doppio tocco e questa è abbastanza plateale. Tu commenta lì, ti sta facendo gesti, se no ti smorto, Siamo calmi, dai. È sempre una partita, dai. Servizio di Fiucca. Attenzione adesso all'attacco del capitano dell'Alta Frate. Giora deve concedere una free ball, però salvataggio in extremis. Pallonetto, palla ancora nella metà campo dell'Alta Frate. Attenzione, out l'attacco, parità assoluta, 14 pari. 14 pari. Scusate, Tatiana Fiucca
mi stava scappando il nome di Rebecca Fucca, perché sarebbe la sorella gemella che ha militato a Trento e nell'ultimo anno a Caserta, ora in forza al Sassuolo proprio. 15-14, il servizio è andato out da parte della giocatrice figlia del grande cestista Gregor Fucca. Servizio di Martina Povolo su Scannavacca, arriva l'ace, 16° punto per la Alta Frate. Punto numero 16. Ancora Martina Povolo, un po' in sofferenza le ricezioni di entrambe le squadre. Ancora il servizio di Povolo su Sharon Bisoffi, ace, secondo consecutivo, 17-14, prende il massimo vantaggio l'Alta Frate. Ancora con Martina Povolo, e credo che Luca chiami infatti confermato, chiamato il time out. Allora il punteggio adesso è di 17-14 e si sta mettendo, mi dispiace dirlo, si sta mettendo un po' male questo primo set per la Cercasi Volano Volley, ma sono sempre pronto a essere smentito, perché il Volano comunque ha le carte per provare a rimontare, però c'è anche bisogno di un po' d'orgoglio in campo, che è un po' purtroppo quello che manca al Volano in queste partite. Però c'è anche l'aggravante degli infortuni a influire in negativo per la squadra biancorossa. Martina Povolo al servizio, Scannavacca, terzo ace consecutivo per Martina Povolo. Il capitano sta tirando fuori il meglio di sé, più 4, massimo vantaggio per la Alta Frate Padova. Attenzione ancora Povolo al servizio, infatti attenzione, spistolato in bagger per Elis Cases, però ancora il break continua ad andare avanti. Adesso attenzione a Povolo, Sharon Bisoffi, Giora, ancora Elis Cases, buona ancora la difesa di Martina Povolo. L'attacco di Gavin Muratta da Bogatec, si chiude questo break negativo, 15-18. Intanto per informazione, Scannavacca è stata tirata fuori dopo il terzo ace ed è entrata al suo posto come libero Valeria Sommer. Erika ha sbagliato completamente il servizio qua, 19-15. Purtroppo non è l'inizio che il pubblico di Volano si aspettava da Erika Elis Cases, che ha fatto penso 3 punti di numero e tanti errori e molte volte ripresa negli attacchi. Servizio dei Bortoli, però la palla è già tornata nella metacampo dell'Alta Frate. Campagnaro, infrazione di quarto tocco, 16° punto per la Cercasi Volano Volley. Stefania pistolato al servizio, rientra Marta Scannavacca al posto di Valeria Sommer. Stefania pistolato al servizio per il Cercasi Volano Volley. Attenzione adesso l'attacco di Pallonetto, pistolato, ci mette una pezza Sharon Bisoffi, niente tocco del muro e 20° punto per la Alta Frate Padova, che sta prendendo sempre il largo. 20-16 il punteggio a favore dell'Alta Frate. E forse qua il pubblico è meglio che inizi a tifare un po', perché purtroppo la squadra ha veramente bisogno di aiuto adesso. Servizio sbagliato dall'Alta Frate, 17-20. Servizio di Bogatec sul libero Tofanin. L'attacco murato da Tatiana Fucca. 18° punto per la Cercasi Volano Volley. E ancora Martina Bogatec al servizio per la Cercasi Volano Volley. Servizio molto buono
Però buona anche la ricezione, che invece non è riuscita a fare pistolato. 21-18. 21-18. E adesso al servizio va Alessia Campagnaro. Speriamo che Volano riesca a rifare una piccola rimonta come ha fatto in questi ultimi 2 punti. Bisoffi, Bagher sbagliatissimo. Ace vincente 22-18. Adesso torna al massimo vantaggio per l'Alta Frate. Più 4. Ancora Alessia Campagnaro. Attenzione nel servizio di scusate, di Alessia Campagnaro. Battuto su Scannavacca. Giora Ficca Murata, pistolato, salva Sharon Bisoffi. Vincente l'attacco 19-22, come il vecchio numero della Tele 2. Vediamo se ci sarà un ribaltamento di fronte o se l'Alta Frate proverà a chiudere il set. Camilla Giora, forse questa palla stava per andare out. Arriva al punto perché c'è l'invasione. Chiedo scusa. 20-22. -2 per il Volano Volley. Camilla Giora al servizio. Buono il servizio. Attenzione, Giora adesso. Sharon Bisoffi. Buona la difesa. E Povolo in pallonetto. Scannavacca in bagger per Bisoffi. Buona la difesa di Tofanin. Povolo, Sharon Bisoffi. Giora. Eliska. Sbagliatissimo, no? Ai ai ai. 23-20 più 3 per l'Alta Frate. Ancora un altro errore di Eliscases. Ai ai ai. I punti dell'opposto sono davvero molto importanti in una squadra di pallavolo, come le difese di un libero e soprattutto i muri dei centrali. Sharon Bisoffi il pallonetto, bellissimo il pallonetto di Sharon Bisoffi. 21-23. Possiamo dire Sharon è entrata veramente in partita. Elis Cases ancora deve entrarci. 21-23. Time out richiesto da coach Martarello per l'Alta Frate, per provare a vedere se riesce a chiudere questo primo set e portarsi il primo set a casa. Allora, per il momento possiamo dire che in questo primo set si salvano il capitano Bogatek, le buone difese di Tatiana Fuchka e i buoni attacchi di Sharon Bisoffi. E una buona regia comunque di Camilla Giora. Possiamo dire che Marta Scannavacca è possiamo mettere nel rimandato per le sue difese un po' che potevano essere un attimo migliori. E sicuramente bocciata Erika Liscase fino a questo momento. 21-23 il servizio di Sharon Bisoffi. Attenzione adesso, Povolo a muro da solo, Scannavacca. Giora pistolato. Adesso attenzione ancora all'attacco di Povolo, murata da Tatiana Fuchka. Il bagger di Tofanin, l'attacco di Gavin. Sharon Bisoffi, la buona la sua difesa. Elis Cases. Attenzione adesso, deve concedere una preview ball Stefania Fuchka. 22-23 -1 tra la Cercas di Volano Volley e l'Alta Frate Padova. Pronto il cambio, dovrebbe entrare Marta Masiero e lascia il campo, credo la numero 13. Sì, confermato. Alessia Campagnaro lascia il posto a Marta Masiero. Sharon Bisoffi al servizio per provare a riportare la parità all'arena biancorossa. Battuto il servizio. Attenzione adesso Gavin, Scannavacca e Giora ci hanno provato. 24-22 set ball per l'Alta Frate. Al servizio Cristina Gavin, l'autrice dell'ultimo punto. Pronto il servizio di Cristina Gavin.
Sharon Bisoffi, Giora, Eliskade, Murata. Arriva al 25esimo punto. Veramente Erika Eliskade, lo dico con tranquillità oggi, questo primo set da 4 in pagella, bocciata su tutta la linea. Torniamo tra poco, adesso c'è l'esibizione dell'Alpha Crew Dance Village e poi torniamo per le considerazioni di fine primo set. Riapriamo il microfono qui in diretta dall'Arena Biancorossa. Allora, 22-25 il primo set a favore dell'Alta Frate Padova. Allora, posso dire una cosa molto tranquilla. Oggi Sharon Bisoffi è veramente entrata svolgendo bene il suo lavoro. Tatiana Fucca, le sue ottime murie sono risultati molto utili per tenere in galla il primo set. Un po' da recriminare le difese di Scannavacca, un po', però dai, possiamo anche dire che è facile parlare da dietro un microfono. Sicuramente la grande illusione di questo primo set è Eliskade, soprattutto perché ha fatto tantissimi errori e punti sono davvero pochi. Da un opposto ci si aspetta tanti punti, credo che in totale abbiamo fatti soltanto 3 sui 22 fatti totali dalla Cercasi Volano Volley. Comunque il settetto titolare è stato riconfermato, comunque non è entrata Perez al posto di Eliskades. Giora al servizio allora per l'inizio del primo set. Attenzione adesso l'attacco subito vincente di Ilaria Fanelli. Primo punto per la Alta Frate Padova e va proprio Ilaria Fanelli al servizio. Va tutto il servizio su Scannavacca. Giora per Eliskades. Primo punto del set per le biancorosse, firmato da Erika Eliskades. Sharon Bisoffi al servizio. Vediamo il suo servizio dove va. Attenzione, arriva l'ace, naturalmente doppio tocco. Vantaggio per la Cercasi Volano Volley, 2-1. Sharon Bisoffi ancora al servizio. Speriamo che il Volano riesca a rimediare agli errori del primo set. Scannavacca in bugger per Fucca, che deve concedere una free ball. Muro 0 ma non sfruttato. Pistolato. Attenzione,
l'attacco del capitano Shah. Oh, attenzione, pistolato in bugger e Giora in bugger concede una free ball. Attenzione adesso, l'attacco in pallonetto, un grande attacco, 2 pari. Al servizio va Cristina Gavin, al servizio per l'Alta Frate. Attenzione, Giora Fiucca, punto numero 3 per la Cercasi Volano Volley, firmato dal neoacquisto Tatiana Fiucca, che si prepara al servizio. Ricordiamo che Tatiana Fiucca è stata chiamata in causa nell'ultima parte di mercato per sostituire l'infortunata Jessica De Val. Fiucca in bugger e Liscasi in bugger per pistolato. 4-2. Stefania pistolato al servizio. Tatiana Fiucca pronto al servizio ancora. Pronto al servizio. Sbagliato. Si spegne in rete. 3-4. Al servizio il capitano dell'Alta Frate Martina Povolo. Pronto il servizio del capitano su Bisoffi. Giora capitano Bogatek. 5-3. Martina Bogatek 5-3. Elis Casels al servizio. Attenzione, Erika Liscase al servizio. Molto soft questo servizio, però, che mette in difficoltà il libero, ma non mette in difficoltà Alessia Campagnaro, che si prende il 4º punto per l'Alta Frate. Vanessa Bortoli al servizio. L'arbitro dà il via libera. Pubblico veramente spento. Sharon Bisoffi. Giora in bugger. Pistolato, rimedia benissimo alle difficoltà di ricezione della metacampo biancorossa. 6-4. E va proprio pistolato al servizio. Ricordiamo, passato in A2 con la Delta Informatica Trentino nella stagione che stava per regalare un sogno alle giallo-blu. Quindi ha un buon curriculum la schiacciatrice. Arriva l'invasione. Sì. Invasione, sì, fischiata contro la Volano. 6-5 il punteggio. 5-6 il punteggio. 5-6 il punteggio. Attenzione adesso. Pronto il servizio di Beriotto che si spegne out. 7-5. Sei a 7 il punteggio. Al servizio Alessia Campagnaro per l'Alta Frate. Battuto il servizio. Si spegne in rete. 8-6 il punteggio. Camilla Giora al servizio. Camilla Giora. Battuto il servizio sul libero. Arriva l'ace. Camilla Giora, la regista, che con un'ottima regia ha messo un ottimo servizio. Ancora il servizio, ma prima time out per l'Alta Frate. Massimo vantaggio Volano,
3 punti, 9-6. Allora vi tengo una sorpresa per il fine partita. Poi forse lo capirete poi. Squadra di nuovo in campo per dopo 12 scusate, siamo sul 9-6. 9-6 il punteggio per la cerca Sivolano Volley. Attenzione adesso l'attacco di Gavin. L'attacco è out. 10-6, massimo vantaggio. 10° punto per il Volano, che si porta a +4. Massimo vantaggio di questo set. E per il momento anche massimo vantaggio di questa partita. Sharon Bisoffi. Attenzione adesso l'attacco vincente del capitano Martina Povolo, che per adesso direi che oggi per il momento è l'MVP di questo match per l'Alta Frate, il capitano. Pronto il servizio battuto da parte di Fanelli. Elis Cades. Buona il salvataggio del capitano Povolo. Fucca. Sharon Bisoffi. Giora. Sharon Bisoffi deve fare subito un attacco. Attenzione, che hanno rischiato di scontrarsi le due giocatrici. Il bugger per regalare la free ball non va a toccare l'asta. 11-7. Scambio di battute tra me e il responsabile streaming, perché è anche divertimento questo lavoro. Sharon Bisoffi. Attenzione adesso Campagnolo. Fucca. Giora. Fucca in pallonetto. Forse un attimino più decisa si sarebbe concretizzata. La palla è out, ma c'è anche l'invasione. 8-11. Cristina Gavin al servizio per l'Alta Frate. Anche le cotte. Cristina Gavin al servizio. Ho posto 1994. Scannavacca. Giora. Fucca. La palla out. 9-11. Ancora Gavin al servizio per l'Alta Frate. Dai raghe. -2 adesso per l'Alta Frate, che era per il momento di 4 punti di svantaggio, scusate. Pistolato. Attacco vincente con le mani out. 12° punto per le biancorosse. Al servizio, visto che è uscita Scannavacca, va Fucca. Tatiana Fucca. Pronto al servizio. La numero 11. Battuto il servizio. Ancora in rete. Secondo servizio consecutivo che si spegne in rete da parte di Tatiana Fucca. Servizio capitano Martina Povolo. Pronto il servizio. Pistolato in bugger. Giora. Elis Cades Muratta. Giora in bugger. Scannavacca in bugger. Pistolato. Pallonetto vincente. 13-10. Stefania Pistolato. 13-10. Erika Elis Cades al servizio. Battuto il servizio. Attenzione adesso l'attacco vincente di Alessia Campagnaro. 11-13. E al servizio va Vanessa Bortoli. Vediamo il suo servizio.
della numero 11 Vanessa Bortoli su Sharon Bisoffi. Giora per capitano Bogatek, buona la difesa di Beriotto e l'attacco di Campagnaro non ha successo. Sharon Bisoffi, pallonetto, la palla sembrava aver toccato il campo, invece non è così. Giora in bagger, pistolato, murata. 12-13. Ai ai ai. 12-13 adesso. Servizio ancora Vanessa Bortoli. Stiamo attenti che Altafrate sta tornando dopo un vantaggio di 4 punti. Adesso -1. Giora, pistolato, vincente stavolta l'attacco. Non è riuscita la difesa Vanessa Bortoli. 14-12. Stefania ha pistolato. I suoi punti adesso stanno tenendo davvero a galla il volano. Pronto il servizio di pistolato. Ricezione di Povolo. Campagnaro. Giora. Elis Cases. Gavin. Attenzione adesso. Ancora Campagnaro. Elis Cases. Giora. Sharon Bisoffi. 15-12. 15-12. Stefania pistolato. (15-12). Stefania pistolato al servizio. Palla su Povolo. L'attacco vincente che fora il muro di Alessia Campagnaro. 13-15. Al servizio ora va Giorgia Beriotto, palleggiatrice 1995. Servizio su Scannavacca. Giora in bagger per Sharon Bisoffi. Buona la difesa del libero Tofanin, però deve concedere una free ball adesso Altafrate. Giora. Bogatek. Ancora buona la difesa a muro di Campagnaro. Attenzione adesso la palla è generalmente a campo di Volano. Muro quasi vincente. Giora per Sharon. Pallonetto. Beriotto. Tofanin. Murata da Bogatek. Campagnaro murato dal capitano Martina Bogatek. +3. Volano volley. E adesso al servizio Bogatek, proprio lei, l'autrice del muro vincente. Battuto. Attenzione adesso la palla. Attenzione, attenzione. Pistolato deve mettere. Ci ha messo una pezza con le free ball. L'attacco Elis Cases. Allora, quella di prima! Ma dai, ma vai a cagare! Allora, intanto c'è il cambio, poi vi dico una cosa. Entra la numero 14 Marta Masiero al posto di Alessia Campagnaro. Secondo me c'è stata una portata, ma che l'arbitro non ha fischiato. Infatti le proteste del volano erano proprio di questo avviso. Attenzione, Giora. Sharon. 14-17. 17° punto per la Cercasi Volano Volley. Camilla Giora al servizio. Battuto. La palla out. 15-17. Altafrate adesso al servizio. Battuto il servizio. Scannavacca. Giora velocissima. Fucca. Attenzione adesso. Free ball adesso per la Cercasi Volano Volley, che deve sfruttare Sharon Bisoffi. 18° punto per la Cercasi Volano Volley. Continua a tenere i 3 punti di vantaggio adesso. Sharon Bisoffi, l'autrice dell'ultimo punto, si prepara al servizio. La numero 7.
battuto proprio sulla numero 7 Tofanin. L'attacco vincente di Martina Povolo, il capitano, che fora il muro di Elis Cases e Ficca. 16-18. Pronto al servizio Altafrate, battuto da Cristina Gavin. Giora! Bagger sbagliato, arriva un punto molto prezioso per l'Altafrate, che adesso si porta sul -1. Cristina Gavin al servizio quando siamo sul 18-17. Battuto su Sharon Bisoffi. Giora, Stefania Pistolato che viola il muro alto dell'Altafrate e si prende il 19° punto e si riporta a +2. C'è un cambio. Martina Castanelli prende il posto adesso di Tatiana Ficca. Dopo i 2 servizi sbagliati. Proviamo. Luca Parlatini prova almeno in servizio a puntare sulla giovane palleggiatrice. Battuto il servizio. Buonissimo il suo servizio. Pallonetto vincente dell'Altafrate. 18-17. Vanessa Bortoli al servizio. Mentre in campo del Volano rientra in campo Jessica rientrerebbe Tatiana Ficca. Chiedo scusa ovviamente, al posto di Martina Castanelli. Battuto il servizio da Povolo. Ficca, no scusate, era il capitano Bogatek. Free ball adesso per la Cercasi Volano che deve sfruttare con Elis Cades. Spilenca la difesa della Altafrate e Erika si prende il 20° punto. Adesso al servizio va proprio Erika Elis Cases, l'autrice dell'ultimo punto. Battuto verso Masiero. È proprio Masiero l'attacco murato da Giora e Bogatek. Pallonetto! Salvata per un pelo. Però adesso free ball. Sharon Bisoffi, buona la sua difesa. Giora per Pistolato, buona ancora la difesa anche di Allegra Tofanin. Muro. Giora. Pistolato, out. Chiedevano il tocco a muro, ma non c'è nessun tocco a muro. 19-20. Ancora -1. Al servizio Vanessa Bortoli. Volano che deve cercare di portarsi a casa questo set, se no potrebbe mettersi abbastanza male la partita. Battuto, out da Vanessa Bortoli, lo manda quasi nel muro opposto del suo campo. 21-19. Stefania Pistolato. Servizio e arriva l'ace. Tofanin sbaglia la ricezione, si prende il +3. Stefania Pistolato. Brava Stefania con questo buon servizio che costringe Emanuel Martarello a chiamare il time out. Adesso il punteggio è di 22-19. Sicuramente la partita è molto combattuta da parte delle due formazioni. Sicuramente influiscono gli errori da entrambe le formazioni, naturalmente. Vedremo se chi farà meno errori sicuramente vincerà questo set. 22-19, squadre nuovamente in campo, +3 bianco-rosso. 22-19. Servizio Sharon Bisoffi. Stefania. Che bella pronuncia il nostro speaker. Stefania.
pistolato. Ancora la ricezione difficoltosa di Tofanin. Giora Bogat, ecco! 23-19, massimo vantaggio, più 4, 2 punti per chiudere il primo set. Stefania pistolato al servizio. Battuto il servizio. Buona la ricezione della numero 5, capitano Martina Povolo. L'attacco in pallonetto di Stefania pistolato. Più 5. 24-19. 5 palle set per chiudere il secondo set e riportare la parità all'arena biancarossa. Ancora Stefania pistolato. Battuto il servizio. Attenzione. L'attacco di Gavin. Murata! 25-19. Ed ecco il volano che ci piace vedere. Parità. 1 pari adesso all'arena biancorossa. Torniamo tra poco. Adesso vi lasciamo godere il balletto dell'Alpha Crew Dance Village. Vi ricordiamo 1 pari all'arena biancorossa. A tra poco. Un bellissimo ballo da parte dell'Alpha Crew Dance Village. Allora, di nuovo in diretta dall'arena biancorossa, microfono acceso, anzi possiamo dire più che di nuovo in diretta perché la diretta è sempre attiva, si spegne solo il microfono. Allora, una precisazione la vorrei fare. Ci sono delle partite forse in casa che potrei non commentare perché sono invece che, come si dice, invece che essere a fare la telecronaca, ma sarei a sostituire lo speaker. Questo è proprio il caso dell'ultima partita in casa con l'Immoco Volley Sandonà. Infatti, se avete sentito, la mia voce era tutta nel microfono del palazzetto, non invece che essere nella classica telecronaca. Sta per cominciare il terzo set. Volano Volley 1, Alta Frate Padova 1. E ora il servizio per l'inizio del terzo set, Alessia Campagnaro. Pronto al servizio, pistolato in bugger. Giora, Elis Cases. Buona la difesa di Tofanin. L'attacco di Gavin Murata. Qui ancora un'altra invasione non fischiata. Sharon e Giora giù. Stavolta l'arbitro ha confermato che la palla è andata giù. 1-0 il punteggio per la Cercasi Volano Volley.
Plateale l'invasione, come era plateale il punto di Camila Giora, sarebbe stato uno scandalo se non arrivava. Servizio adesso. L'attacco, stavolta vincente di Cristina Gavin. Uno pari. Fuchka. Attenzione adesso l'attacco di Cristina Gavin. Attenzione. 2-1. 2-1 Il servizio adesso ancora di Vanessa Bortoli. Attenzione. Battuto il servizio su Sharon Bisoffi. Giora proprio per Sharon Bisoffi. Buona la difesa di Beriotto. E l'attacco di vincente del capitano Povolo. 3-1 per l'Alta Frate, che ha cominciato come l'inizio del primo set. Dai raga, dai! Ancora il servizio Vanessa Bortoli per l'Alta Frate Padova. Scannavaca e vincente. 4-1 più 3 per le bianco-nere, che non sono ovviamente la Juventus, naturalmente. Vanessa Bortoli al servizio ancora per l'Alta Frate su Scannavacal, però la palla non va oltre la propria metà campo. 2-4. Sharon Bisoffi al servizio per la Cercasì Volano Volley. Battuto il servizio ancora su Toffanin, che soffre un po' come scopre un po' Scannavacca. E vincente stavolta l'attacco. 3-4. L'attacco di Stefania Pistolato. Sharon Bisoffi al servizio. Pronto al servizio la giocatrice roveretana. Buonissimo il servizio. Attenzione Giora. Fuchka. Tofanini in bagger. L'attacco di Povolo vincente. Martina Povolo, elemento in più per la Alta Frate Padova. 3-5 il punteggio ora a favore dell'Alta Frate Padova. Cristina Gavin al servizio per l'Alta Frate. Servizio battuto su Scannavacca. Giora. Elis mamma mia che brutto pallonetto. Gavin in attacco e sbagliato completamente. Sharon, scusate, Scannavacca. 6-3. Purtroppo le difese di Scannavacca oggi sono quasi sono da bocciare oggi. Vediamo se il pubblico riesce a risollevare la squadra da questo -3. Giora, Pistolato, ancora vincente. Si aggrappa a Stefania Pistolato. Tatiana Fisca al servizio. Nuovo acquisto per la Cercasi Volano Volley. Battuto. Attenzione adesso. Giora. Invasione. Questa stavolta è stata plateale. Non è riuscita a fremarsi Giora. 7-4 il punteggio. Al servizio il capitano Martina Povolo. Battuto il servizio. Oh, Sharon Bisoffi. Ottima la pesa che ci è riuscita a mettere su questo servizio velenosissimo del capitano Povolo. E Stefania Pistolato chiude l'attacco. 5-7, -2 tra le biancorosse e le bianconere.
battuto il servizio, anzi possiamo dire le giallo-bianche in realtà. Attenzione, Giora, sfruttiamolo questo attacco. Attenzione adesso, Campagnar. Ci ha provato. 8-5. Quasi ce la si stava per fare. Vanessa Bortoli al servizio per l'Alta Frate, più 3 tra le giallo-nere e le bianco-rosse. Battuto su Sharon Bisoffi. Giora, capitano Bogatek, attacco vincente. 6-8. Stefania Pistolato al servizio per la Cercasivolano Volley. Battuto il servizio Tofanin. Attenzione! L'attacco murato da Sharon Bisoffi vale il 7-8. Però direi che non è, anzi direi che ho completamente sbagliato, perché il pubblico non sta intannando il classico murata, perché l'attacco è stato sbagliato invece. Attenzione, adesso l'attacco di Campagnaro vincente. Veramente Povolo e Campagnaro non tirano giù davvero delle rocce proprio. 9-7 adesso il punteggio in favore dell'Alta Frate. Giorgia Beriotto al servizio per l'Alta Frate. Sharon Bisoffi, Giora, Bogatek, murata. La palla è in campo, sì. 10-7. Ora al servizio ancora Marta Masier, scusate, era Giorgia Beriotto, però l'arbitro credo che fermi il gioco, infatti, perché arriva il time out chiesto da Luca Parlatini. 3 i punti che separano le due squadre. Allora, diciamo che questo terzo set è stato iniziato. Dicevo, sembra il leitmotiv del primo set. Potrebbe risultare decisivo questo terzo set, per una o per l'altra. Servizio per l'Alta Frate, Giorgia Beriotto. Scannavacca, Giora, Bogatek, stavolta l'attacco vincente. 8-10, meno 2 tra le biancorosse e tra le volanesi e le padovane. Martina Bogatek, l'autrice dell'ultimo punto, al servizio. Tofanin in bugger, adesso l'attacco di Campagnaro, murata. Tofanin ancora, e stavolta l'attacco di Ilaria Fanelli è vincente. 11-8. Al servizio adesso va Alessia Campagnaro. Battuto, pistolato in bugger, Giora. Fiucca, murata. Giora adesso per Sharon Bisoffi, murata, ma out. 9-11 adesso. Camilla Giora al servizio per la Cercasivolano Volley. Battuto. Attenzione adesso Gavin, pistolato in bugger, Giora. Sharon. Attenzione, la fast, buona Giora, buona pistolato e Scannavacca in bugger. Ora centro. Attenzione adesso, attacco. Brava Erika Liscadens, ancora buona il salvataggio.
Si conclude vincente l'attacco per l'Alta Frate. 12-9. Più 3 Alta Frate. Vanessa Bortoli al servizio per l'Alta Frate Padova. Ancora il più 3 tra le due formazioni. Scannavacca, Giora, Elis Cases. Attenzione, Giora, Bisoffi, Murata, Giora, Fiucca in pallonetto. Attenzione adesso l'attacco in pallonetto. Giora a Fiucca. Attenzione adesso, pallonetto, Bisoffi, Giora, Elis Cases. Ancora vincente, stavolta è vincente Erika Elis Cases. 10-12. Ora al servizio credo va di Sharon Bisoffi. Chiede però la rotazione per evitare possibili falli di rotazione. 10 Alta Frate. 12 Nuovo. Confermato il servizio di Sharon Bisoffi. Battuto. Attenzione. Popolo a mano. Scannavacca e Sharon Bisoffi. Salvataggio, adesso bisogna rimettere ordine. Giora, pistolato. Questo è un punto di squadra meraviglioso. Sharon Bisoffi, Erika Elis Cases, Marta Scannavacca e dopo la free ball, pistolato a fin di rete, scusate, a fin di linea. 11-12, time out per l'Alta Frate, -1 tra le due formazioni. Punteggio adesso è di 11-12 adesso. Spero di andare a bailare alla fine di questa serata con una grande felicità. 11-12. 12 Alta Frate. Sharon Bisoffi. Sharon Bisoffi ancora al servizio. Battuto. Quasi ace. Fiucca adesso. Giora, bisogna sfruttarlo adesso questo attacco di Elis Cases. Parità assoluta. Il punteggio adesso è di 12 pari. Ancora al servizio Sharon Bisoffi. Attenzione a Cristina Gavin Murata. Giora adesso per provare la palla del vantaggio. Stefania pistolato, ribaltato il set. 13-12. Ancora Sharon Bisoffi al servizio. Intanto cambio per l'Alta Frate. Esce la numero 12 Giorgia Beriotto. E credo sia entrata il secondo alzatore che... No, Beriotto è in campo. Elis Cases, stavolta l'attacco non gli riesce bene. Gavin Bisoffi, grande la sua difesa. E pistolato Tofanina adesso per Povolo. Pallonetto, tensione. Free ball per la Alta Frate per provare a rimettere la parità. Pallonetto vincente. 13 pari. Un grande applauso per l'ottimo punto a servizio di Sharon Bisoffi. Direi meritato perché si è realizzato un gran break per il Volano Volley. 13 pari. Cristina Gavin al servizio per l'Alta Frate. Scannavacca, Giora,
pistolato. Ah, visto! 14-13, ancora tornato in vantaggio il Volano Volley. Tatiana Fiucca al servizio per il Volano Volley. Battuto, fallo di rotazione, 15-13. Per un attimo temevo che ci fosse stato il fallo a servizio, invece fallo di rotazione. Però ho aspettato di vedere il gesto dell'arbitro prima di chiamare un possibile fallo al servizio. Infatti ha chiesto adesso com'è la rotazione dell'Alta Frate per evitare un ulteriore fallo, perché possono risultare decisivi questi errori. 15-13 il punteggio. Tatiana Fiucca ancora al servizio per il Volano Volley. Sbagliato il servizio stavolta. 14-15. Martina Povolo al servizio per la Cercasi Volano Volley. Battuto il servizio, Scannavacca Giora, pistolato. Buona ancora la difesa di Beriotto. Quasi vincente l'attacco per l'Alta Frate. Sharon Bisoffi, Gavin. Il palleggio per Muro vincente. E indovinate di chi? Stefania Pistolato. Stefania Pistolato al servizio. No, scusatemi, volevo dire che al servizio c'è invece Erika Liscade, out il suo servizio. 15-16. Ora al servizio Vanessa Bortoli per l'Alta Frate Padova. Battuto il servizio verso Pistolato. Giora Bogatek. Attenzione adesso. Attacco vincente dell'Alta Frate che adesso riporta la parità assoluta. 16 pari. Vanessa Bortoli al servizio per l'Alta Frate. Attenzione al suo servizio. Battuto su Bisoffi. Giora Bogatek. Buona la difesa di Gavin, ma concede una free ball. Ancora Bogatek, murata. Adesso la palla resta nella metà campo dell'Alta Frate. Muro solitario e attacco vincente. Nuovo vantaggio per l'Alta Frate che adesso si porta sul 17-16. 17 Alta Frate, 16 Volano Volley. Ancora Vanessa Bortoli. Ma prima c'è il time out per la Cercasi Volano Volley richiesto da coach Parlattini. Squadra nuovamente in campo. 17-16 per l'Alta Frate. Coach Parlattini ha esaurito i suoi time out. 17-16 Alta Frate. Al servizio Vanessa Bortoli. La giocatrice sulla carta la più esperta, visto che è nata nel 1989. Ruolo centrale Sharon Bisoffi. Giora Pistolato, subito rimette la parità. 17 pari. Posso dire le migliori giocatrici sia da un campo che dall'altro sono le schiacciatrici. Volano, Pistolato, Alta Frate, Povolo.
Ecco, confermato. 18-17. Servizio si è spento in rete da parte di Pistolato. Al servizio adesso dovrebbe andare Giorgia Beriotto. Battuto su Scannavacca. Bogatek in bagger. E Sharon. 18 pari. Martina Bogatek adesso al servizio. Bogatek, il capitano, al servizio per il Volano Volley. Battuto il servizio. Altafrate per Gavin. Out. Sì, è out. Non c'è il toccamuro. Vantaggio Volano. 19-18. Ancora Bogatek. Capitano Martina Bogatek al servizio per il Volano Volley. Battuto su Tofanin. Attenzione adesso l'attacco. Pistolato. Quasi il soffitto toccato, ma non è. Ma la palla decide di scendere. Stavolta la palla va giù nella metacampo biancorossa. 19 pari. Comunque un grande miracolo ha fatto Pistolato, sia in difesa sia a far sì che il soffitto si alzasse di quel millimetro in più per non toccarlo. 19 pari. Alessia Campagnaro al servizio. Altafrate. Pistolato in bagger. Giora. Sharon Bisoffi. 20-19. Ancora vantaggio Volano. Camilla Giora al servizio per il Volano Volley. Battuto. Attenzione. Questo era fallo plateale. Vediamo come si conclude. Naturalmente con l'attacco vincente dell'Altafrate. Sempre così. 20 pari all'arena biancorossa. Però la formazione biancorossa non protesta, quindi vuol dire che poteva anche non esserci. Attenzione, battuto del servizio completamente in rete. E 21-20. Veramente il pubblico dell'arena biancorossa ti deve dare una svegliata, perché anche con l'Imoco il pubblico non è venuto dietro. È servito. Solo i tifosi hanno tenuto a galla la squadra. Sharon Bisoffi battuto il suo servizio. Attenzione all'attacco di Povolo. Murata, Giora. Eliscarne, Vincente. Mani out. 22-20. Più 2. Volano Volley. Time out per l'Altafrate. Manuel Martarello chiama il secondo e ultimo time out. Ed adesso in avanti niente più pause. 22-20. Mi sto facendo cullare dalla musica, dico solo questo per riprendere un po' di fiato. 22-20. Devo dire, è da tantissimo che non vedo una partita così equilibrata tra le formazioni qui all'arena biancorossa. Sharon Bisoffi ancora al servizio per il Volano Volley. Più 2 per la squadra biancorossa. Battuto il servizio. Gavin, attenzione adesso Giora. Pistolato. Invasione per il a favore del Volano Volley, che adesso si porta sul più 3. Cambio per l'Altafrate. Esce Cristina Gavin ed è entrata la numero 14 Marta Masiero. Masiero. Ace di Sharon. 24-20. Set ball per la cerca di Volano Volley,
che sia di buon auspicio per chiuderlo questo set e riportarsi in vantaggio. Vai, Sharon Bisofi al servizio, lo batte in questo momento su Tofanin. Attenzione adesso a Povolo, Scannavacca, Giora, pistolato, Tofanin ancora e ancora Povolo, Scannavacca ancora, Giora, Elis Cases, smorzato il suo attacco, Tofanin in bagger per Masiero, Morata vincente! 25 a 20, 25 a 20 Volano che si riporta in vantaggio all'arena biancorossa. Signore e signori, ma che partita stiamo vedendo? Quarto set, lo chiuderà il Volano, l'Alta Frate la porta al tie break. Scopritelo solo vivendo, restate con noi. Adesso il ballo dell'Alpha Crew, torniamo tra poco. Siamo sempre in attesa dell'inizio del quarto set. 2-1 per il Volano Volley. Per adesso le due giocatrici che secondo me si meritano il premio di MVP sono per il Volano Volley Pistolato, per la Alta Frate Martina Povolo. Mamma mia, sono veramente quasi senza fiato per questa straordinaria partita che queste due squadre ci stanno regalando. Io mi auguro però che questa partita finisca a favore del Volano per non allungarla al tie break, perché sono quasi senza voce. Attenzione adesso, le squadre rientrano in campo. Inizia il quarto set adesso per il Volano Volley. Attenzione, inizia il terzo set. Finirà a favore del Volano, finirà a favore dell'Alta Frate. Solo il tempo ce lo dirà. Il primo servizio del quarto set è per sarà affidato a Camilla Giora per il Volano Volley. Intanto è partita una piccola trombetta dal mixer. State comunque tranquilli, il problema risolto. Camilla Giora al servizio, Tofanini in bagger. Il primo attacco sbagliato di Vanessa Bortoli, però su un brutto bagger. E quindi primo punto per il Volano Volley. Camilla Giora al servizio, 1-0 al servizio, la numero 1. Come il punteggio, 1-0. E svincente! E quell'1 diventa un bel 2-0. Volano Volley. Facciamo attenzione, battuto il servizio.
L'attacco adesso murato da Sharon Bisoffi. Adesso l'attacco di Campagnaro. Attenzione, Giora non ha levato la mano in tempo e si prende le responsabilità del primo punto anche per l'Alta Frate. Pronto al servizio per l'Alta Frate. Non riesco a vedere chi lo batte, ve lo dirò appena verrà battuto. Ha battuto Martina Pavolo. Giora in bagger per Elis Cases. Attacco vincente, 3-1 il punteggio per il Volano Volley. Sharon Bisoffi al servizio per il Volano Volley. Pronto al servizio Sharon Bisoffi, la numero 7. Batte in questo momento, buono il suo servizio. Free ball adesso per la Volano. Giora per Pistolato. Quarto punto per il Volano Volley. Sharon ancora al servizio. Bisoffi, la schiacciatrice roveretana. Pronto al servizio. Battuto Tofanin. Attenzione adesso all'attacco vincente di Vanessa Bortoli. Al servizio ora va proprio l'autrice dell'ultimo punto, Vanessa Bortoli. Attenzione, Giora. Elis Cases. Pistolato la gestisce. Fiucca! Fortunata qui l'Alta Frate nella sua sfortuna. Pallonetto Pistolato. Beriotto. L'attacco out. Sì, attacco out, non c'è il tocco delle mani. L'ho toccata io. 5-2. Tatiana. L'ho toccata io da qua. Scusate. Tatiana Fisica al servizio. Out, sbagliatissimo. 3-5. Arrabbiato anche il direttore sportivo Michele Boschi. Però bisogna anche ammettere che è una rabbia giustificata, perché Tatiana ha sbagliato tanti servizi in questa partita. Giora Bogatek 6-3. Mamma mia. Erika Liscases al servizio. Attenzione, Erika Liscases al servizio. Tofanin. Beriotto. Attacco murato da Bogatek. Scannava anche in bagger. Sharon Bisoffi per pochissimo. Campagnola murata. Era. Attenzione adesso. Pistolato. Le cartucce di Stefania Pistolato non sono ancora esaurite. Pistolato. 7-3 il punteggio. Ancora Erika Liscases al servizio. Out per poco. 4-7. Servizio Alessia Campagnaro. Attenzione, Sharon Bisoffi, Camilla Giora, Bogatek, la palla in campo. Ottimo l'attacco del capitano. 8-4. Più 4 ancora tra Volano e Alta Frate. Stefania Pistolato al servizio per il Volano Volley. Pronto il servizio, battuto su Tofanin. Attenzione, l'attacco di Povolo non ha avuto successo, ma neanche Bisoffi ha avuto l'attacco vincente. Campagnaro.
Pistolato in bugger Giora. Ha provato la giocata, non gli è riuscita. Pistolato, buona la sua difesa. Sharon, quarto tocco. Peccato. 5-8. Adesso al servizio va Federica Castello per il Alta Frate Padova. No, scusate, era Ilaria Fanelli. Attenzione, Bogatek Murata. Sharon Bisoffi. L'attacco Murato. Bravissima Sharon Bisoffi. Pistolato, però si fa murare. Stavolta l'attacco da Vanessa Bortoli. Peccato la difesa non è riuscita. 6-8 il punteggio a favore del Volano Volley. Ancora Ilaria Fanelli al servizio, battuto Sharon Bisoffi. Vincente l'attacco. 9-6. 9-6. Tatiana Celico dell'attacco rosso. Muro out stavolta. 7-9. 7-9. Attenzione, adesso il servizio è affidata a Marta Masiero al servizio per l'Alta Frate. Scannavacca in bugger Giora. Sharon Bisoffi. L'attacco stavolta di Povolo. Giora. Sharon Bisoffi vincente. 17. Mi permetto di dirlo in diretta. Alan sarebbe un perfetto tifoso, però mi ha detto anche una roba saggia. Chi ti metti i punti poi? Che poi dovrei guardare io. Dovrei far tutto da solo. Erika Liscade, muro vincente. 11-17. Comunque vada, ci dobbiamo anche un po' divertire nel nostro lavoro. 11-17 il punteggio. Massimo vantaggio per il Volano Volley. Devo dire che Curva Marione gli manca una persona molto importante che sta seguendo la nostra in diretta. Andrea, ciao. Ci manchi tanto qui come il tifo. Se ci sei tu a comandare ci metti quella grinta in più. E manca anche il loro capo ultra Beppe Ragusa. Assenza giustificata anche il nostro responsabile marketing Michele De Monti. Naturalmente gli mandiamo un saluto. 11-17 il punteggio. Questi nomi che ho appena pronunciato sono delle pedine importanti per il tifo dell'arena biancorossa. Camilla Giora su Tofanin. L'attacco vincente. No! Out! Massimo vantaggio della partita. 5 punti. 12-7. Cercasi Volano Volley. Si porta su più 5. Questa era una doppia clamorosa. Però la Sharon. Tocco. Confermato il tocco. Massimo vantaggio Volano Volley più 6. Doppio cambio intanto per l'Alta Frate. Allora esce la numero 12 Giorgia Beriotto e rientra Cristina Gavin. Ecco, completamente sbagliato i cambi anche stavolta, però sono dei numeri veramente illeggibili e quindi chiedo scusa ai nostri telespettatori che ci stanno guardando, ma i numeri dell'Alta Frate sono veramente illeggibili. Attenzione, battuto Elis Case. Giora, Sharon Bisoffi, out stavolta è out, però grande sequenza del set. E
Tanto già 2 commenti sono arrivati. Facci un saluto speaker Lolo, facci un saluto. Però vi dico che queste 2 persone sono presenti al palazzetto, quindi io lo andrò a fare mano per mano alla fine della partita. A tutto il servizio Giora in bagger per Elis Cases Tofanin. Attenzione Murata. Giora, Stefania pistolato, vincente l'attacco. 14-8. 14-8 il punteggio. Sharon Bisoffi al servizio. Li ho letti proprio anche dal mio telefonino, visto che ho la possibilità di controllare anche da lì. Sharon Bisoffi su Tofanin, un attacco molto potente. Gavin non riesce il suo attacco. Pistolato, Stefania, pistolato. Cartucce infinite per Stefania, pistolato. Una mitraglietta proprio, come Alessandro Matri. 15-8. E poi arriva una musica strana. Attenzione. Allora, qui è una musica da danza, però vabbè dai, seguiamo il ritmo. 15-8, massimo vantaggio, più 7. Pubblico anche stavolta non reagisce. Andrea, torna tra noi che ci servi. Michele, torna da noi che ci servi. E anche Capo Ultra Beppe Ragusa torna con noi, che abbiamo bisogno. Posso? Sharon! È vincente! Sharon! Ed è punto, ed è punto, ed è punto, ed è ace, ed è ace, ed è ace, ed è ace. 16-8, Sharon Bisoffi. Lo dico, sembro Tiziano Crudeli, grande telecronista di 7 Gold del canale del Milan. Attenzione. Vincente! Erika Elis Cases. 17-8. 9 punti di vantaggio per il Volano Volley. Mamma mia. Sharon Toff. E intanto è entrato il nuovo libero Claudia Destro. Attacco ancora out. 10 punti di vantaggio. Incredibile. Si è praticamente ribaltata la partita. Se nel primo set tanti errori del Volano Volley e partita messa sembrava sul binario dell'Alta Frater, poi 2 set equilibrati, adesso per il momento sembra dominio del Volano, perché adesso si è toccato un vantaggio che non si è mai visto in questi 4 set. Gavin Murata ancora, Stefania pistolato. E adesso lo dico chiaro e tondo, se non è MVP di Stefania pistolato, qui vado a processo, vado a mettere a processo i giornalisti e lo scoutman, se non si fa MVP Sharon, la Stefania pistolato oggi. Sharon Bisoffi il servizio, attenzione, Sharon Bisoffi, Giora, Elis Cases. Free ball adesso, Giora, ancora Elis Cases. Volano Volley si è messo l'abito da serie in questo quarto set. E attenzione, adesso c'è una rivoluzione nella metà campo dell'Alta Frate. 9, 8, entrata la 8 e la 14. Rientrano in campo Federica Castello e la numero 14 Marta Masiero. 20-8, massimo vantaggio Volano, più 12. Sharon Bisoffi ancora al servizio, a momenti sfiorato il soffitto.
pistolato, Giora, Sharon, destro, attenzione, Giora, scannava Karsenbagger per Elis Cases, destro, battuto, Sharon, buona la sua difesa, pistolato, è sempre lei, la mitraglietta infinita, Stefania, pistolato, munizioni infinite per Stefania, pistolato, 21-8, che spettacolo all'Arena Biancorossa questo quarto set, l'abito da sera per il Volano Volley, mamma mia, adesso Giora, Elis Cases out, ma un grandissimo applauso veramente per questo Volano Volley, veramente, ma che cosa hanno fatto, ma che sequenza hanno fatto, mamma mia, 21-9 adesso il punteggio, però che sequenza infinita del Volano Volley, veramente, mamma mia, 4 punti separano il Volano Volley dalla vittoria. Pistolato, Giora, pistolato, stavolta Murata, però dai, un errore in attacco anche a Sharon, io lo si può scusate, a Stefania pistolato si può concedere, questa volta il colpo gli è rimbalzato addosso. 10-11 più 11 Volano Volley. Mamma mia, sto veramente senza fiato. Battuto ancora pistola su pistolato, Sharon in bagger per Elis Cases. Attenzione, l'attacco adesso di Campagnaro in mezzo alle mani di Elis Cases e Fucca. Alessia Campagnaro 11-21. Adesso bisogna comunque non abbassare troppo la guardia nonostante il grande vantaggio, perché ci sono 4 punti, ma adesso Altafrate potrebbe anche ribaltare il set, cosa che ovviamente per il pubblico dell'Arena Biancorosso non deve succedere. Fucca, torna anche Tatiana Fucca al punto, 22-21, di nuovo il punto numero 11. Martina Cassanelli entra al posto di Tatiana Fucca, che va proprio al servizio per ovviare agli errori al servizio della giovane centrale. Battuto il servizio, però anche Martina lo spara fuori. 12-22. Rientra in campo Tatiana Fucca per Martina Cassanelli. Battuto il servizio, Sharon, Bisofi, Giora. E indovinate chi lo mette fuori purtroppo stavolta? Stefania Pistolato, stavolta l'attacco è out. Per pochissimo, ma l'attacco è out. 13-22, meno 9 Altafrate, Volano. Dai questa! 3 punti, Volano. Sharon. Attenzione, Boga. Ecco Murata! Vincente il muro. 14-22. Dai! Come ho detto, il troppo vantaggio bisogna cercare di non abbassare la guardia. Luca Parlatini allora chiama il time out. Dai, dai! 8 punti adesso su un iniziale massimo vantaggio credo di 21-9, quindi 12 punti è stato il massimo vantaggio. Non ti ricordo che per tutti coloro che non possono venire all'Arena Biancorossa o in trasferta, tutte le partite vengono trasmesse via streaming sui canali YouTube Volano Volley Channel con la voce del nostro Lorenzo Lollo Mina Capelli, che oggi compie 24 anni. Un applauso per Lollo e che offrirà da bere a tutti poi le palle dell'Arena Biancorossa. Ecco, purtroppo la sorpresa che volevo tenervi alla fine della partita me l'ha anticipata il nostro speaker, quindi sì, lo ammetto, oggi compio 24 anni e quindi Pagherai da bere, ha detto, ecco, mi toccherà offrire da bere a tutti. Spero che però il mio desiderio sia realizzato sulla MVP, però il muro è della capitano Martina Bogatek. E adesso, gentili ascoltatori,
24-14, match ball per il Volano Volley. Michele Boschi, match ball, match ball. E guarda il riscatto da momenti che lo metteva giù. Annullato il primo match ball. Ringrazio il cieco e Michele, non mi è venuto a urlare addosso di tacere. Non credo, perché mi sa che è lì fermo. 15-24, ancora match ball per il Volano Volley, che ha ancora 9 palle match per portarsi a casa i 3 punti. Sharon Bisoffi, Giora, palla per chiudere, sempre Bogatek, che la chiude! 25-15, il Volano Volley torna alla vittoria dopo 2 sconfitte consecutive e si porta a 33 punti in classifica. MVP dell'incontro Stefania Pistolato, tutta la vita. Torniamo tra poco, adesso vi lasciamo al balletto dell'Alpha Crew Dance Village. Torniamo tra poco dopo la premiazione dell'MVP, perché dopo in telecronaca vedrete.
Eccomi, pronto per le considerazioni di fine partita. Come avete visto sono stato in campo a fare le veci del responsabile marketing Michele De Monti e che dire, una grande vittoria del Volano Volley, non facilissima per l'inizio del primo set, poi il grande equilibrio nel secondo e nel terzo, però nel quarto set c'è stato un dominio totale da parte del Volano Volley che si è portato a casa naturalmente una grande vittoria. Allora noi stiamo per concludere questa diretta, vi ricordiamo che la Volano Volley ha vinto per 3-1 il match e vi elenco i set come sono finiti del primo, secondo e del terzo perché il quarto non me lo ricordo. 22-25 per l'Alta Frate il primo, 25-19 il secondo, 25-20 il terzo e grazie Alan e 25-15 il quarto e ultimo set. Volano Volley 3, Alta Frate 1, che ritorna alla vittoria dopo 2 sconfitte consecutive. Come avevo detto all'inizio della partita, nei momenti di difficoltà una vera squadra tira fuori gli artigli e oggi il Volano Volley li ha davvero tirati fuori. Allora vi ricordiamo, la prossima partita sarà a Trento alle ore 17 contro l'Argentario, mentre la prossima in casa, che sarà di nuovo con il mio commento, sarà, e segnatevelo molto attentamente, domenica 1 marzo alle ore 18 all'Arena Biancorossa contro Ostiano. Si giocherà di domenica perché sabato ci sarà il Carnevale di Volano qui e la palestra sarà occupata, quindi la partita si giocherà di domenica. Noi vi ringraziamo tutti per l'attenzione, grazie al Volano Volley per l'utilizzo del loro canale, Alan Berloffa responsabile streaming, da Lorenzo Mina Capelli è davvero tutto. Posso dirlo, è un buon compleanno per me, 24 anni, vittoria per 3-1, premiazione MVP, che vi ricordiamo Stefania Pistolato. Buona serata a tutti, ora chiudiamo come sempre con gli sponsor perché senza di loro non siamo nessuno. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to does the bones take you?